Pensiero del giorno, sabato 19 aprile. Fare silenzio davanti al prossimo. Ieri era il venerdì santo. Ho detto a Gesù che mi impegnavo con la sua grazia ad amarlo sempre abbandonato, subito e con gioia nei dolori, ma anche nei piccoli sacrifici che la sua volontà comporta, anche quelli che accetto sempre, subito e con gioia. Anche nel rinunciare a me stessa, nel perdermi nelle piccole penitenze. Tuttavia, ho avuto l'impressione che gli piacesse particolarmente il mio amore per lui abbandonato nei fratelli che gli assomigliano. Gli ho offerto il mio amore per lui che soffre in coloro che mi circondano, il mio lavoro per la famiglia, per i bambini che nascono, per i fratelli cristiani, per i non cristiani, per i non credenti. Oggi la sua volontà nel presente. Dal diario di Chiara Lubich, 19 aprile 1981. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.